Veneto sul podio nella classifica del benessere e della ricchezza. Dagli studi di Unioncamere e dall'osservatorio Findomestic, la regione registra nel 2014 un aumento del reddito medio dello 0,6% rispetto all'anno precedente, con circa 20.000 euro pro capite, dietro solo a Lombardia e Lazio. E il Veneto è terzo, dietro a Trentino, Alto Adige e Marche, anche per la qualità della vita misurata in campi come ambiente, salute, sicurezza e istruzione. Obiettivo ora, risalire di un posto. Il primo inavvicinabile perché è quello del Trentino Alto Adige ed è molto complicato, però credo che il Veneto abbia delle potenzialità, con alcune politiche accorte da parte di tutte le istituzioni, di tornare al secondo posto. Quanto ai beni di consumo, segnali evidenti di ripresa si registrano in settori come auto e moto, mobili, elettrodomestici. Nel 2014 i consumi sono in ripresa e soprattutto i consumi di beni durevoli, quindi mobili, auto, elettrodomestici ed elettronica di consumo, un comparto che nel suo insieme nel 2014 in Veneto ha visto aumentare la spesa delle famiglie del 3,2%, quindi circa un punto in più della media nazionale. Padova e Belluno si confermano le province più ricche, quasi 21.000 euro di reddito pro capite, spetta invece a Verona il primato per la vendita di beni per la casa. Ma è a Treviso che si è registrato l'incremento più marcato della spesa per durevoli nel 2014, grazie ai primati che si registrano nel trevigiano nei consumi di auto nuove e di prodotti informatici. Quanto al benessere e qualità della vita, Venezia chiude al secondo posto in Italia tra le città metropolitane, preceduta solo da Firenze. Quanto ai giovani, in Veneto 1 su 4 vive ancora con i genitori, un dato ben inferiore alla media italiana.